Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo nelle valli del Pasubio, in mezzo alle piccole Dolomiti tra Trentino e Veneto, per farvi scoprire una strada dal panorama pazzesco avvolto tra leggenda e storia. Inoltre un ossario a forma di faro alto 35 metri dove all'interno ci sono ancora i teschi e le ossa dei caduti. E infine un ponte tibetano lungo più di 100 metri. Questo e molto altro nel video di oggi. Punto di partenza è a Pian delle Fugazze, a Vallarsa, in provincia di Trento. Allora venite con me in questa avventura di oggi. Dal punto di partenza, 1100 metri di altitudine, vado verso il rifugio Papa che si trova a 1900, avvolto in un'atmosfera di primavera. Il suono degli uccelli mi accompagna. È difficile immaginare che qui tra il maggio del 1915 e il novembre del 1918 ci furono tra le battaglie più cruente della Grande Guerra. Solo i numeri raccontano 37.000 uomini tra morti, dispersi e feriti. Durante la prima guerra mondiale questo era semplicemente un sentiero, venne poi deciso durante gli anni 30 di allargarlo per poter permettere ai mezzi motorizzati di raggiungere la sommità del monte Pasubio, in modo tale che in caso si riuscissero a trasportare velocemente anche armamenti importanti. Ma perché si chiama Strada degli Eroi? Questo lo scoprirete assieme a me tra poco, quando andrò a fare gli ultimi 2 chilometri di questa salita di 8,5 km, senza mai pendenze troppo ardue, che vanno dal 6 al 10%, con qualche piccolo strappo. Wow, un'emozione fortissima. Qui alle mie spalle la Galleria Generale Davet, che prende il nome da colui che volle collegare il Pian delle Fugazze con le porte del Pasubio. Lì in fondo posso vedere i raggi del sole che vanno a illuminare l'uscita, mentre da questo lato vedo le montagne trentine e le prealpi venete. Adesso vado a attraversare questo tunnel, e dove un tempo solo chi aveva le ali poteva godere di questa emozione e questo paesaggio, grazie al genio militare, al corpo degli zappatori, crearono 11 gallerie dei ponticelli che scavalcano canaloni. Si calavano dall'alto per tagliare la roccia, per scavare una parete a strapiombo verticale sulla montagna. Venite con me a scoprirlo. Attraversata la galleria si capisce subito la maestosità di quest'opera, scavata nella roccia. Lì in lontananza dovrò arrivare al rifugio generale Achille Papa. Ed è qui, in queste zone, nel massiccio del Pasubio, esattamente nelle vette tra il dente italiano e il dente austriaco, una linea di confine, nasce la leggenda. Dopo giorni di bombardamenti, ormai l'esercito italiano era a soli 7 uomini. Il comandante Salvatore D'Amaggio della sezione mitragliatrici e altri 7 uomini a fronteggiare un esercito austriaco. Qui il comandante, con abile sapienza, rimette in sesto le mitragliatrici e riesce a causare forti danni alle truppe austro-ungariche, e da qui la loro ritirata. Ecco, questa è una data che rimane nella storia, perché poi i rinforzi sono arrivati e probabilmente con quella vittoria eroica si è cambiata anche la storia della prima guerra mondiale, perlomeno su questo versante. Adesso vado a attraversare questa strada degli eroi.
si trova ancora della neve, probabilmente al ritorno ne troverò anche nel percorso, ma che suggestione, mamma, senza fiato mi lascia questo tratto di strada degli eroi. Wow, pazzesco, pazzesco. Sono arrivato al rifugio Achille Papa, qui alle mie spalle. Da qui convergono 3 strade: la strada delle 52 gallerie, costruita durante la prima guerra mondiale, e qui posso vedere l'uscita della 52esima galleria, divieto di bici, quindi da qui le bici non possono passare. Sono arrivato dalla strada degli eroi, la strada degli eroi che ho appena fatto, e andrò a scendere per la strada degli Scarubbi. Un tempo, prima che esistesse la strada delle 52 gallerie, si arrivava qui dalla strada degli Scarubbi a nord, sull'altro versante della cresta delle 52 gallerie. Eppure i cecchini austro-ungarici riuscivano sempre a colpire il nemico. Per questo si decise in breve tempo di costruire questa strada delle 52 gallerie, un'opera veramente ardita. Ci volle poco tempo, ma tantissimi soldi. Lo Stato investiva nelle guerre tutti i propri averi, e chi poi andava a rimetterci è sempre il cittadino, sempre la popolazione. Questo ve lo posso dire perché i miei genitori erano degli anni 30 e hanno vissuto anche loro il dopoguerra. Dopo la seconda guerra mondiale, mio papà mi raccontava sempre che da bambino era fortunato se aprendo il cassetto trovava le briciole, mentre mia mamma aveva i suoi genitori che erano emigrati come tantissimi veneti all'estero, in Svizzera con i suoi 2 fratelli, mentre lei era qui con sua nonna e sua sorella. Quindi erano momenti molto duri e difficili dove si cercava di campare alla giornata. Ora vado a scendere per la strada degli Scarubbi e sarà una nuova emozione. Sono a 10 km di questo percorso di oggi e ho vissuto un'esperienza fantastica che mi resterà come sempre nel cuore, ma non è ancora finita, venite con me. Alle mie spalle l'ingresso delle 52 gallerie. Questo è il punto di arrivo della strada degli Scarubbi. Adesso vado a ritornare verso il Pian delle Fugazze per poi portarmi verso l'ossario e il ponte tibetano. Come vedete ho degli occhiali nuovi. Li ho sempre... un attimo, non sbaglio strada. Li ho sempre sottovalutati. L'aspetto dell'occhiale tecnico da ciclismo, e invece è stata per me una vera scoperta. Sono leggeri, sono confortevoli, quindi non vanno a stringermi, sono adatti a tutte le teste, anche il testone come il mio, e una volta tolti riprendono la loro forma originale, e infine hanno una qualità della lente incredibile. È un'azienda italiana che li costruisce, la Demon. Ho utilizzato questi occhiali in diverse uscite, in diverse condizioni di luce e di tempo, e ho sempre riscontrato una visibilità perfetta. Sono leggeri e comodi, non stringono, e quindi è come non averli. Il nasello regolabile, e cosa voler di più? Sono polarizzati, quindi non vedo nemmeno i riflessi, posso guardare a filo a pelo d'acqua annullando tutti i riflessi. Mi sono trovato veramente bene. Pensare che è un'azienda italiana che produce occhiali dal 1975, quindi sono andato sul sicuro. Vi lascio il link in descrizione se volete vedere i modelli, comunque a più di 600 punti dove vengono rivenduti questi occhiali in Italia. E ora continuo . Ed ecco gli incontri che si possono fare durante il percorso. Ma quante siete? Ciao belle!
Bene, buon pranzo, aperitivo, io continuo il mio giro. Sono all'interno del sacrario e qui all'interno si vedono ancora i teschi dei caduti di questa guerra qui sul massiccio del Pasubio. Ed eccomi qui sul sacrario militare del Pasubio, costruito sul colle Bella Vista. Sono a 35 metri d'altezza, ha tutte le vetrate decorate. Per salire ho fatto questa scala. È stato costruito su questa collina e a questa altezza perché fosse visibile da tutta la pianura vicentina. È a forma di faro. Adesso sono scese le nuvole. Qui resto senza parole. Un attimo di silenzio e preghiera per tutte queste persone che hanno perso la loro famiglia, i loro familiari per la nostra nazione, per la nostra patria. È un caldo incredibile. Ora la cima Palon del massiccio del Pasubio è avvolta dalle nuvole. Questo percorso si può fare sia in gravel che in mountain bike, tranne l'ultimo tratto che va a connettermi all'ossario e al ponte tibetano. Vi lascerò quindi due tracce, una che prevede questo congiungimento via sterrato, impegnativo per mountain bike, alcuni tratti saranno da fare a piedi per togliere il fiato, e uno su asfalto, in modo tale che con entrambi i mezzi o con le vostre capacità riuscite a raggiungerli. Dalla prima parte del mio giro, che ero in Trentino, passo poi alla provincia di Vicenza con la strada degli eroi per poi andare al Sacrario del Pasubio. Sacrario del Pasubio che va a rappresentare uno dei 4 simboli dello stemma della provincia di Vicenza, dal colore di fondo rosso su una croce bianca, e ogni settore è diviso in 4 quadranti. Ogni quadrante rappresenta un ossario. Il primo è quello proprio per l'appunto del Pasubio, poi c'è quello del Simone, il sacrario militare del Monte Grappa, il sacrario militare di Asiago. Questa è una piccola curiosità. Sono arrivato adesso in uno dei punti più adrenalinici di oggi, il ponte Avis, un ponte tibetano tra i più lunghi d'Italia, una lunghezza di 105 metri e un'altezza dal suolo di 35. Eccolo qui davanti a me. È stato costruito in quanto in questa strada del re il ponte, che c'era di 500 metri, è crollato per una frana attorno al 2006 se non sbaglio, e qui nel 2016 fu inaugurato questo ponte dedicato all'Avis, ai donatori volontari di sangue che nel 1956 furono indispensabili. Qui un bus, per un errore dell'autista in condizioni di maltempo, che stava tornando, andando verso Piovene e Rocchette, si rovesciò sul dirupo, girandosi diverse volte. Fortunatamente degli operai che stavano facendo manutenzione sulla strada se ne accorsero. Da lì, grazie ai donatori di sangue di Schio, si riuscirono a salvare molte vite di quei 50 persone, 15 dei quali morti, e quindi si decise di inaugurare nel 2016 questo ponte tibetano, dando proprio un'onorificenza ai donatori di sangue che ogni giorno salvano delle vite. E guardate che atmosfera sto respirando ora. Se ci fossero altre persone ci sarebbe un dondolio più forte, e qui quando c'è tanto vento è vietato percorrerlo. Lì ho la pianura vicentina, ma non si vede, c'è solo
questa nebbia. È un percorso di 32 km per arrivare qui, ce ne vorranno altri 5 per raggiungere la macchina. 1200 metri di dislivello, adatto a gravel e a mountain bike. Vi lascio la traccia del percorso in descrizione. Ricordatevi come sempre di iscrivervi e al prossimo video. Ciao da Federico.